me sweat, makes me shiver inside. There's nothing I can do about it, 'cause nothing seems so true when I'm beside you. Am I dreaming, Govina? Just hold my hands. Naked, perfect, so beautiful. You turn me up and down, I'm spinning round and round. You never get enough, baby doll, you're a shining star. Bentrovati, siamo a Villa Animosa, Sassari naturalmente. Oggi qui si festeggia una giornata importante perché in occasione di monumenti aperti c'è anche il festeggiamento del terzo anno di vita di un grande mondo che è quello degli sbandieratori. Noi siamo in compagnia di Danilo Nardi, buongiorno, organizzatore e creatore di questa grande iniziativa. Sì, diciamo che creatore può essere, però sicuramente poi i ragazzi hanno preso piacevolmente sopravvento e stanno organizzando tutta l'attività per conto proprio. Inizialmente questo è stato un progetto che è nato a scuola, io sono un professore dell'IPIA e in ambito scolastico questa attività si è sviluppata perché abbiamo partecipato a un concorso bandito dal Banco di Sardegna. I ragazzi hanno proposto questa attività che è mista tra una attività di tipo di spettacolo, diciamo, gli sbandieratori per l'appunto, e un'attività propositiva e creativa, cioè gli costumi che state vedendo, le bandiere che hai visto, sono costumi e bandiere creati dalle ragazze del corso moda della nostra scuola. Tra l'altro voi vi siete rifatti a quello che era il periodo storico del 1200, cioè quando i pisani stavano qui in città. Certamente, questo è il periodo che noi vogliamo riproporre all'attenzione della città di Sassari. Ovviamente gli studiosi queste cose le sanno sicuramente meglio di noi, però molto spesso il cittadino comune, diciamo così, crede che ad esempio la tradizione più radicata in città, la tradizione dei candelieri, risalga al voto che è stato fatto in base alla pestilenza del 1500. Questo è tutta realtà, è vero, però in realtà la tradizione dei candelieri, secondo noi e secondo gli studiosi, è una tradizione di origine pisana. Pisa è stata dominatrice della città di Sassari alla fine del 1200. In quell'epoca Pisa ha lasciato notevoli segni dal punto di vista della lingua e anche del costume. Noi pensiamo e proponiamo comunque alla città di rivisitare questo periodo storico in maniera un pochino diversa, cioè pensando che proprio i candelieri hanno origine in quel periodo. Poi successivamente hanno avuto lo sviluppo e continuano a avere lo sviluppo che attualmente tutti conosciamo, però noi riproponiamo questo particolare faccia della storia della città di Sassari. Tanti ragazzi che fanno parte di questa scuola che si ritrovano, socializzano in occasione di questo spettacolo che gli ha portato in oltre 100 apparizioni. Sicuramente, ormai sono 100 gli spettacoli in cui siamo apparsi in tutta la regione, anche in ambito nazionale. Per la verità anche in ambito europeo i ragazzi hanno soltanto via filmato, diciamo, però hanno partecipato a Bucarest rappresentando l'Italia a una manifestazione europea, hanno partecipato a Barcellona sempre rappresentando la nostra scuola ma anche la città di Sassari, e quindi diciamo hanno fatto anche uscite al di fuori dell'ambito regionale. Comunque in ambito regionale, diciamo, tutte le province della nostra regione le abbiamo già toccate. Inutile dire, o forse è utile dire, che hanno sempre riscosso notevole successo, ragazzi splendidi, affidabili, entusiasti, e trasmettono questo entusiasmo al pubblico che li vede. Professore, domanda, ma Sassari come vive l'iniziativa degli sbandieratori che, lo ripetiamo così come abbiamo fatto all'inizio, è al terzo anno? Dobbiamo dire che Nemo profeta in patria, forse è proprio la città di Sassari che è la città in cui siamo meno conosciuti. Comunque ci proviamo, queste sono iniziative splendide che a noi servono proprio per proporci, anzi siamo qua per dire ai ragazzi di tutte le età, dai 2 ai 102 anni, noi diciamo sempre di venire da noi, vedere l'attività che svolgiamo, provare. Noi socializziamo, i ragazzi nostri socializzano, oltre a socializzare rappresentano se stessi nel migliore dei modi, quindi questi ragazzi molto spesso al sabato pomeriggio, anziché essere a giro gironzolando vagamente per la città, sono a fare le prove, cioè a creare un qualcosa in cui credono, che gli provoca entusiasmo e che comunque è la base stessa, è la storia stessa della città.
Quindi diciamo che da questo punto di vista sono sicuramente ragazzi propositivi e ripeto, vorremmo magari che ci fosse più stretto rapporto con la città stessa, i rappresentanti della città. Noi lo speriamo, noi lo speriamo. L'ultima domanda, poi andiamo a intervistare tra l'altro l'assessore Piero Nurchis e poi la chiusa di questo speciale dedicato proprio a voi. Perché la scelta di Villa Mimosa? È una scelta che sale alle nostre origini, nonostante siano molto vicine alle nostre origini, però i ragazzi sono nati qua, cioè i ragazzi che hanno partecipato al concorso di cui parlavamo poc'anzi e che hanno vinto, hanno proposto la loro attività proprio a Villa Mimosa. Tutto è partito da qui? Assolutamente, assolutamente. La prima puntata, diciamo, speriamo che sia la prima di una lunghissima serie, è stata qua. I prossimi anni a seguire ci si ritroverà ancora qua a Villa Mimosa, magari che so, avete questi ragazzi che crescono e che a loro volta sicuramente, speriamo che ci siano tanti altri ragazzi desiderosi di intraprendere questa attività dello sbandieratore del tamburino, perché ovviamente, come avete visto nello spettacolo, parte integrante dello spettacolo è assolutamente la musica del tamburino. Speriamo che tanti ragazzi dai 202 anni facciano parte del gruppo. Sicuramente una grande manifestazione, quella di quest'oggi, qui grazie anche agli sbandieratori che presentano il loro gruppo. Naturalmente noi siamo in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici Piero Nurchis. Buongiorno, buonasera. Buonasera a tutti. Una grande giornata, devo dire, anzi una grande settimana, in realtà tante manifestazioni, Sassari molto presente. Sì, è uno sforzo che l'assessorato alla cultura compie ogni anno. Quest'anno è particolare, proprio è l'ultimo anno della nostra amministrazione, della Giunta Ganao. Ci siamo impegnati molto, soprattutto vogliamo premiare intanto monumenti nuovi, come questo ad esempio, come Villa Mimosa, che va visto, va visitato dai cittadini sassaresi ed è apprezzato, il pubblico lo dice, così altrettanto si può dire per alcune chiese che per la prima volta potranno essere visitate in occasioni diverse delle feste pasquali, tipo Sant'Andrea al Corso. Io ho voluto partecipare a questa manifestazione con gli sbandieratori perché insomma, voglio fare un riconoscimento pubblico al professor Nardi che ha messo su questo gruppo, che non è nella tradizione sassarese, però io sono convinto che insomma, fra un po' di anni saranno veramente attori principali di tutte le manifestazioni più importanti nel sassarese e non solo. Considerate che oramai sono invitati ad Iglesias, a Cagliari, ad Oristano. È una bellissima cosa, soprattutto perché viene fuori da un quartiere, quello di Monterosello, questo gruppo dall'Ippia, dalla scuola dell'Ippia, che è appunto localizzata a Monterosello, e questi ragazzi si impegnano molto e sono davvero belli da vedere. Mi fa piacere vedere il suo sorriso in settimane poi neanche tanto positive, perché tanti problemi col lavoro, tanti problemi in città, ma sicuramente la cultura, lo spettacolo e i monumenti aperti fa sì che un sorriso, come dire, ci dia più quella voglia anche di andare avanti. Sì, certo, noi proviamo ad affrontare una crisi che è davvero deleteria. Ieri che c'erano appunto gli stati generali a Sassari che parlavano di disoccupazione, con quelle centinaia di ragazzi che erano fuori, che manifestavano in Piazza Italia, che hanno perso il posto di lavoro, è veramente drammatico. E comunque noi dobbiamo andare avanti, voglio dire, io credo che una città che non si occupi di cultura è una città che è destinata a scomparire, quindi non va bene, ci proviamo, anche questo serve per i sassaresi, anche questo serve farli uscire di casa, far vedere belle cose, bei monumenti, bei gruppi, insomma, giovani che si impegnano. Io credo che a Sassari abbia necessità proprio di una iniezione di speranza e non dico di allegria, ma comunque insomma sapere che insieme ce la faremo, immagino che ce la faremo davvero. Ecco. Lo speriamo di cuore con questa intervista. Noi naturalmente ringraziamo tutto il gruppo degli sbandieratori e la scuola Ippia. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, naturalmente sempre Die pro Die, e viva la cultura, viva lo spettacolo e viva le nostre città della nostra isola. Die pro Die, in collaborazione con